Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplorama. Stiamo trasmettendo dalla Record Space di Cittafiera e dopo l'estate riprendiamo il nostro consueto appuntamento con Municipium, la trasmissione con la quale noi andiamo ad ascoltare la parola dei primi cittadini dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Ad inaugurare la nuova stagione abbiamo il sindaco della Perla del Friuli, di Cividale del Friuli, e quindi io saluto e do il mio saluto più grande alla dottoressa Daniela Bernardi, sindaco di Cividale. Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi, ma mi è piaciuta proprio la presentazione, ovvero riprendiamo dopo la pausa estiva con il comune di Cividale e la Perla di Cividale. Io dico sempre che è il gioiello del Friuli, la mia città, e quando lo sento anche dire dagli altri mi fa ancora più piacere. E quindi grazie per avermi invitata e grazie per avermi dato la possibilità di chiacchierare con voi parlando di Cividale. Tra l'altro io ho questa immagine così romantica di una Cividale adagiata sul Natisone, Cividale la città ducale, Forum Iuli, voluta da Giulio Cesare, quindi un fulcro di storia, un contenitore di storia, di cultura. Pensiamo a Cividale, ci vengono in mente i Longobardi, i gioielli longobardi, il museo meraviglioso che c'è a Cividale. Insomma, Cividale non è dal 2011 patrimonio dell'UNESCO per niente. C'è una motivazione che si racconta da sola. E io voglio partire proprio da questo. Voglio chiedere al sindaco di Cividale, che esce comunque, città turistica ovviamente, comune turistico, esce adesso da un periodo dal quale siamo usciti tutti con somma gioia, ne siamo usciti dopo tante sofferenze. Ecco, Cividale del post-Covid. Cividale, dopo la riapertura, come io dico, il ritorno, tra virgolette, alla normalità, ha avuto un exploit di iniziative che avevamo già pensato di organizzare aspettando ovviamente i tempi migliori, e quindi siamo partiti soprattutto con un'iniziativa legata alle attività produttive, alla nostra città emporiale, alle nostre attività commerciali che potevano finalmente riaprire le loro vetrine e le loro porte, dando la possibilità ai turisti e ai cittadini di tornare a comprare e ad acquistare. Siamo partiti con una sfilata di moda dove abbiamo presentato proprio i prodotti, e quindi ciò che le attività produttive a Cividale avrebbero potuto dare, quindi abbigliamento, accessori, ma non solo, perché chiaramente ci sono anche gli artigiani in qualità appunto di parrucchieri, estetisti e quant'altro, e l'abbiamo fatta in Piazza del Duomo. Siamo voluti partire alla grande in Piazza del Duomo e c'è stata una grande risposta da parte di tutti. Questo perché aspettavamo tutti quanti di poter tornare nelle nostre piazze, nelle nostre vie e stare insieme, e quindi siamo partiti con questa iniziativa. Poi ovviamente avevamo preparato i festeggiamenti per il decennale e c'è stata la giornata del riconoscimento, dove una bella chiacchierata, come stiamo facendo noi, l'abbiamo fatta ripercorrendo i 10 anni, ma anche il lungo percorso che dal 2003 si è concluso poi con il riconoscimento a patrimonio dell'umanità dei 3 siti di Cividale, che però fanno parte di una rete che dal nord al sud d'Italia ha unito proprio il nostro paese grazie ai Longobardi, perché i Longobardi, grandi fautori e grandi probabilmente proseliti di quello che era un progetto di unire l'Italia, sono partiti dal nord ma appunto hanno proseguito fino a Benevento, quindi anche al sud. Abbiamo avuto quindi una giornata bellissima che
E qui è stato un regalo di un artista, il maestro Alessandro Romano, che ha voluto in occasione del decennale proprio regalarci una sua mostra plein air in Cividale che non è legata ai Longobardi, ma vedete, l'arte, la cultura, le espressioni artistiche nel tempo cambiano, modificano, e la città di Cividale è proprio aperta a tutti questi mutamenti, tutti i momenti artistici, culturali che nel tempo si sono susseguiti devono diventare patrimonio della città a disposizione di tutti. E quindi abbiamo fatto anche questo bellissimo percorso con il maestro Romano, che ha anche permesso, grazie alle sue opere, di inaugurare una parte conclusa proprio in occasione del decennale presso il monastero di Santa Maria in Valle, che è la quadreria, che è praticamente un luogo dove c'erano le cellette delle suore, e dalle cellette delle suore abbiamo realizzato questa quadreria che diverrà un punto in cui mostre continue in divenire arricchiranno il monastero di Santa Maria in Valle, dove insiste il nostro tempietto longobardo, che è uno delle più preziose opere rimaste in Italia ad opera dei Longobardi. E da qui poi siamo proseguiti con tantissime altre iniziative, e devo dire la verità che una città che anche durante la settimana vede una presenza di persone che forse solo per passeggiare, per respirare questa arietta che dal Natisone probabilmente si alza e ci consente di respirare un po' di fresco, e abbiamo tanta presenza di persone sia durante la settimana che ovviamente nel fine settimana. Ecco, io devo dire, mi permetto di fare così, di dire una cosa che mi viene dalla pancia. Io osservo il sindaco di Cividale, la Daniela Bernardi, che parla della sua città. E devo dire che lo fa, no? Le brillano gli occhi, si illumina, le brilla tutto. Ed è molto bello vedere come questo coinvolgimento del primo cittadino che la rappresenta, che la conosce così bene e che comunque sta cercando di fare da subito del suo meglio per valorizzarla nel migliore dei modi. E io devo dire che questo è un plauso da parte mia per questo, perché veramente non è da tutti, ed è molto bello respirare quest'aria di Cividale attraverso chi la racconta e la vive in questo modo. Ovviamente si è ripartiti con gli eventi, si è ripartiti anche bene, mi pare di capire, quindi anche come presenza e tutto quanto. Guardiamo adesso al futuro, nella speranza che poi noi non sappiamo quello che succederà, ma facciamo che vada tutto bene. Il futuro di Cividale prossimo, le cose che sono in cantiere, che state per realizzare o che avete in cantiere da realizzare. Sì, innanzitutto cerchiamo di valorizzare i nostri siti. Ricordo che Cividale non ha solo il tempietto longobardo, ma abbiamo una rete di rapporti con il museo archeologico, dove ovviamente c'è una testimonianza longobarda, e il museo cristiano, dove c'è quest'area di Ractis che si illumina e prende dei colori che fanno pensare quanto al tempo questa cromia fosse molto importante per i Longobardi. E poi noi ce la siamo trasportata noi tutti, no? Con i colori, proprio perché molto spesso quando c'è l'estate, no? Abbiamo il desiderio di questi colori. Io vedo queste opere che sono qui, che veramente ti danno quel senso di gioia proprio perché hanno grandi colori. E quindi senz'altro ci saranno delle promozioni, quindi vi invito a seguire anche la nostra pagina Facebook, quella del turismo e quella della cultura, ma ovviamente tutte le iniziative che cercheremo di promozionare su tutti i social, e ovviamente con la collaborazione che oggi qui incominciamo proprio con la Yuri, che ringrazio per il suo invito nuovamente. E ci stiamo organizzando perché tra poco
siamo a Natale, cioè non ci È rendiamo vero, conto. è vero, Ma ormai sapete che siamo a Natale e quindi dobbiamo organizzarci. L'anno scorso speravamo di poter veramente regalare dei percorsi magnifici, purtroppo dopo 10 giorni dal mio insediamento ci hanno chiuso completamente, abbiamo fatto il minimo. Quest'anno veramente ci stiamo già lavorando. Ci stiamo lavorando in questo modo, cercando di far sì che la città si illumini non di immenso, ma si illumini appunto di luci di Natale e anche iniziative sul territorio. Qui sia l'assessore al turismo, la cultura e alle attività produttive ci stanno lavorando alla grande, ma lo stiamo facendo cercando di non incidere economicamente sulle attività economiche. Io ho una teoria che se le mie attività economiche, i miei commercianti stanno bene, la città sta bene e quindi è il messaggio che ho voluto dare agli imprenditori e alle imprenditrici del mio territorio. Voi pensate a vendere ciò che è il vostro compito, noi cercheremo di darvi una mano nel valorizzare e nel presentare la nostra città al meglio, in modo tale che insieme ovviamente creiamo questo valore aggiunto, queste sinergie che per gli uni e per gli altri portano un grande risultato e quindi ci muoviamo in io questo direi modo. che con queste premesse non c'è da aggiungere altro, perché ha detto tutto lei. Alle aziende, alle attività produttive, voi lavorate, producete, portateci turismo, portateci indotto, noi comune vi sosteniamo nel migliore dei modi per crearvi anche tutte le situazioni migliori affinché voi possiate svolgere la vostra attività nel migliore dei modi, e questa non è una cosa scontata, è una cosa molto importante. Parlando di Cividale comune con le sue infrastrutture, ecco, su che cosa vi state muovendo in questo senso? Beh, allora, una città come Cividale, uno dice sono 11.000 abitanti, non è una grandissima città, però ha bisogno di grande attenzione, quindi ci stiamo intanto muovendo, facendo sì che non solo il centro storico, ma tutte le frazioni possano godere di una viabilità che sia degna della città di Cividale. Non riusciamo ovviamente a fare tutto, ma cerchiamo di rimettere a posto tutte le strade, ma anche quelle più piccole che ci vengono segnalate, perché ecco, io cerco di fare molta attenzione a quando il cittadino mi ferma e mi dice guarda che c'è questo buco sulla strada, guarda che in questo luogo non è molto pulito, perché io cerco di girare tutta la città, ma non è così facile e quindi chiedo la collaborazione dei cittadini che incontro, con i quali anche passeggio, e quindi lavoriamo su queste cose che uno dice vabbè, insomma, fai gli asfalti, vedi di cercare di tenere la città pulita, sono cose piccole, ma sono cose molto importanti, per poi ovviamente passare a quelle che sono le grandi progettualità che grazie anche alla concertazione, grazie all'aiuto della regione, ma anche a tutti i bandi nazionali che noi raccogliamo e cerchiamo ovviamente di rispondere nei tempi, possiamo ovviamente investire in città con anche la realizzazione. Quando si parla, io vado un po' così, poi mi fermi e mi dica appunto si fermi. Beh, è impossibile fermarla perché dice cose interessanti, io non me la sento. Faremo qualche minuto in più di trasmissione, ma credo che chi l'ascolta molto volentieri. Ecco, quando io vedo la mia città e parlo di turismo, non è solo il turismo culturale, non è solo il turismo del paesaggio, guardate che il territorio è meraviglioso, non solo con Cividale, ma con le nostre valli del Natisone, con i nostri comuni vicini, quindi turismo può essere ovviamente sviluppato anche con un'altra progettualità, che è quella legata al turismo sportivo. Alcuni chiamano turismo slow per certi tipi di attività, però secondo me certe attività sportive sono anche di grande richiamo. Noi abbiamo un palazzetto dello sport in via Perusini che accoglie tornei a livello nazionale ed internazionale delle varie discipline sportive,
E proprio domenica scorsa abbiamo avuto il torneo delle freccette. Uno dice, le freccette ci hanno riempito agriturismi ed alberghi, hanno avuto una presenza impressionante nonostante le limitazioni dovute alla situazione attuale in cui viviamo. Quindi tutto ciò che può essere di promozione e quindi anche legate alle attività sportive, per me è importante. Stiamo quindi lavorando a vari studi di fattibilità proprio per valorizzare quei punti, quei centri che anche di recente ci sono stati dati in proprietà o in uso. Abbiamo io dico, quando ero piccola, ecco, più giovane, avevamo un'area che si diceva andiamo tutti quanti al campo dell'EFA, che è vicino al CE, un campo di atletica meravigliosa. Finalmente, però poi l'abbiamo dovuto chiudere perché era incolto, non si poteva con sicurezza percorrerlo. Stiamo lavorando a un grandissimo progetto su questo che permetterà alle varie discipline di poter fruire di un'area che è proprio vicino a un polo scolastico e quindi ovviamente anche dare quello sfogo necessario proprio per i ragazzi che frequentano le scuole. Lì c'è l'Istituto Tecnico Agrario, c'è l'Ipsia Mattioni, c'è il polo degli istituti del Civiform e quindi la possibilità a loro di poter usufruire di quest'area. Ecco, lei ha introdotto da sola, è stata bravissima, ha introdotto l'argomento che io volevo affrontare adesso, che è proprio quello delle scuole. Adesso ripartono le scuole, si spera che non sia un altro anno di DAD, si spera che si possa fare un anno in presenza, naturalmente voi vi sarete ben organizzati. Allora, intanto i rapporti con i dirigenti per me è importantissimo. Difatti, prima di incominciare l'anno scolastico ci siamo sentiti per sapere se tutto quanto fosse a posto e soprattutto se c'era qualcosa che l'amministrazione avrebbe potuto porre in essere per facilitare questa ripresa e non solo questa ripresa dell'anno scolastico dopo il periodo delle ferie, delle festività estive, ma ovviamente la ripresa di un anno scolastico come l'abbiamo vissuto quando c'eravamo noi più giovani, ma comunque insomma insieme a tutti gli altri compagni di classe, perché secondo me all'interno delle scuole, oltre all'importanza della formazione, quindi il ruolo dei docenti determinante, ma anche lo stare insieme, il dialogare, socializzare, crearsi appunto questi momenti con le amicizie, che poi sono amicizie che ti restano nel cuore e che ovviamente nel tempo poi ricorderai piacevolmente. Quindi abbiamo cercato di mettere in sicurezza tutte le scuole grazie anche a dei finanziamenti che a livello nazionale proprio per la sicurezza ci sono stati dati, quindi abbiamo cercato di dare sicurezza alle scuole, abbiamo riaperto, ecco, quest'anno finalmente la scuola Alessandro Manzoni ha riaperto i battenti. Devo dire, no, l'avevo promesso. Ecco, un'altra cosa, io cerco sempre di promettere qualcosa che poi posso veramente realizzare. Non voglio e non desidero dare false aspettative. False aspettative poi ovviamente danno grosse delusioni se non riesci a realizzare. È vero, perché poi uno si aspetta, no? E poi rimane male, è meglio dire subito le cose come sono. Esatto, e allora io ho detto, guardate, senz'altro vi garantisco la partenza dell'anno scolastico. Se prima riusciamo, avremmo potuto magari anche aprirla, ma l'ultimo mese di scuola, con tutte le difficoltà anche magari per gli insegnanti del trasloco, facciamo le cose con calma. E quindi siamo partiti con l'apertura della scuola Manzoni, quindi diamo respiro alla Tomadini perché li avevamo ovviamente tutti concentrati e quindi un'altra mia idea che il centro di Cividale, se le scuole possono esercitare la propria attività, creano anche quelle l'indotto economico, perché certo. La mamma porta il bambino a scuola
e poi magari va a bersi il caffè, ma già che c'è va a prendersi il pane, fa un giretto in città e vede i negozi. Quindi sto cercando di lavorare con i dirigenti proprio sulle necessità che loro hanno di ridare in certe strutture che abbiamo la vita per gli istituti scolastici, con progetti anche particolari. Il mondo anche della scuola è cambiato, quindi bisogna specializzarsi, bisogna guardare oltre. I docenti, i dirigenti sono bravissimi, ma da soli non arrivano, non possono. Ci deve essere la collaborazione e il sostegno di tutte le amministrazioni, enti e quant'altro per poter portare avanti un qualcosa che poi determina la vita dei nostri giovani, che saranno coloro i quali che prenderanno in mano quello che noi lasceremo. Quindi dobbiamo essere bravi di lasciare un qualcosa che poi loro, con il loro modo di vedere, di pensare, possano poi continuare un percorso per coloro i quali verranno. Quindi bisogna essere molto lungimiranti in questo. Grazie, io direi che è stata chiarissima, non c'è null'altro da aggiungere, perché anche nei dettagli adesso abbiamo anche saputo come si è riorganizzata la scuola e soprattutto questo importante sostegno dell'amministrazione agli insegnanti affinché poi questa importante attività possa proseguire nel migliore dei modi, perché appunto, come ricordava la dottoressa Bernardi, certamente la scuola è quella che ci rimane nel cuore. Non ci rimane il computer col quale comunichiamo con gli insegnanti, ci rimangono i compagni con i quali seguivamo le lezioni, abbiamo giocato, abbiamo vissuto delle esperienze, quindi questo è un messaggio importantissimo ed è proprio con questo che noi ci congediamo, ringraziamo. Io vi ringrazio, ma richiamatemi perché avrei anche tantissime altre cose, approfittiamo infatti, in qualche modo. Purtroppo il tempo è tiranno, però noi vi promettiamo che questa è una prima puntata. Poi sicuramente con grande piacere inviteremo ancora il sindaco Daniela Bernardi, il sindaco di Cividale, che così ci parlerà di tantissime altre cose, perché su Cividale ce n'è talmente tante che secondo me ce ne vorranno di puntate. Sarà un piacere ospitarla qui da noi. Grazie. No, grazie a voi veramente, grazie tante e buon pomeriggio. Grazie, un saluto a tutti i nostri ascoltatori della web TV Esploreama e alla prossima puntata di Municipium. Grazie a tutti per averci seguito.